Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. La tecnologia stasera sta facendo qualche capriccio, ma noi siamo in onda lo stesso. Puntata numero 951 di oggi, giovedì 6 di marzo dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online, quindi fesso chi non lo legge. Ma adesso noi dovremmo essere quasi pronti per entrare in comunicazione con il senatore Claudio Borghi per il cui Parlamento. Il tema di questa sera sarà la proposta del debito comune dell'UE sul riarmo, per cui adesso noi intanto vi do un aggiornamento con le ultime notizie per quanto riguarda l'ANSA che batte Putin. C'è chi vorrebbe tornare all'invasione di Napoleone, non rinunceremo a ciò che è nostro. Lavrov su Macron, le sue parole sul nucleare sono una minaccia. Ancora il vertice di Bruxelles, la von der Leyen, difendiamoci, Zelensky, la prossima settimana l'incontro tra i team ucraino e statunitense. Ancora le mosse della Banca Centrale Europea, la BCE taglia i tassi di 25 punti base al 2,50%, la Lagarde, la spesa per la difesa può far salire il PIL. E ancora ucciso con 25 coltellate l'omicidio del povero Thomas, i due ragazzi condannati, uno a 19 anni e l'altro a 16 anni e 4 mesi. Ma adesso qui Parlamento. Sigla. Qui Parlamento. E allora, buonasera al senatore Claudio Borghi, ben trovato. Ma buonasera. Caro senatore, qui si parla tanto di 800 miliardi, tra poco arriveremo, come diceva l'ingegner Cane, 1.000 milioni. Esatto, sì, quella roba là per armarci fino ai denti. Ma qualcuno scusi, il limite spero, tra palle e verità preso. dov'è, senatore? Ma io spero che ci sia qualcuno che cominci a sentirsi lievemente preso in giro, perché come ben sai, ormai qua stiamo raggiungendo i 15 anni, qualcosa del genere, che vado a raccontare le sciocchezze dell'Unione Europea e così via. E in questo periodo mi sono preso del terrorista, del pazzo, del putiniano, dello xenofobo, no? E così questo tipo, perché in realtà bisognava sempre dire che l'Unione Europea era brava, bella, intelligente, faceva tutte cose furbe. Allora improvvisamente, no, per ormai come uno di quei vecchi giochi di prestigio, no, che la seconda volta capisci bene com'è, non fa neanche più stupore, scopriamo che quello che prima era impossibile, no? Cioè non si poteva spendere un centesimo per le infrastrutture, per le pensioni, per questo, per quest'altro, invece per le armi che problema c'è, no? 800 miliardi, forza, di corsa, fate in fretta. E credo che si capisca quanto più è una presa in giro proprio dal fate in fretta, no? Perché evidentemente questi vogliono far credere che tu a un certo punto vai a comprarti l'incrociatore all'1 euro, no? Cioè, sì. Presto, vai subito a comprarti un bombardiere, no? Vai subito a comprarti un missile, ma anche, diciamo, uno che non è esattamente addentro in modo diretto alle questioni della difesa sa che i programmi di progettazione per una nave da guerra, per anche solo un carro armato o simili, sono cose che vengono spalmate su più anni. Devi iniziare il progetto, fai il consorzio, poi dopo vedi la cosa.
Ora, io capisco che prima si comincia, prima si finisce, mi rendo conto, ma l'idea di dire che bisogna fare in fretta e non si deve neanche passare dal Parlamento perché devi farlo domani, è una cazzata, ma così grande che veramente non ci casca nessuno. La verità la sappiamo qual è, ed è la stessa dei vaccini, è la stessa del Green Deal, no? E cose di questo tipo. Abbiamo una serie di zecche a Bruxelles che non vedono l'ora di mettere le mani loro su quanti più miliardi possibile, che devono ovviamente gestire loro e decidere come spartirli, e poi troviamo i sacchi di soldi, no? Quelli con le banconote a casa di una e dell'altra. Intanto portiamo avanti il brillante progetto del più Europa, dell'Europa unita, perché è evidente che quanto più a Bruxelles si gestisce un bilancio comunitario, no? Con la scusa del debito comune, no? E similari, e quanto più questo diventa un vero e proprio Stato che toglie il potere agli Stati, alle regioni e ai comuni, e poi la gente si ritrova a protestare sotto finestre che in realtà non hanno più nessun tipo di autorità. Appunto, un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso è la Lagarde che dice però se investiamo nelle armi il PIL sale. Mi viene in mente una battuta che faceva mio padre: bene, così a mezzogiorno ti metti il fucile nel piatto. Cioè, anziché certo. commerciare i nostri prodotti nel mondo, dobbiamo comprare armi. Ma allora, questo veramente è la presa per il culo, no? Perché è indubbio che qualsiasi cosa si faccia si fa PIL, ma nel PIL c'è dentro anche il traffico di stupefacenti, cioè anche quello lì della gintoneria faceva PIL, se per quello. C'è anche versare il cristallo sui cerchioni della Ferrari e fare PIL da quel lato. Ma ed è anche vero che quanto più si fa PIL e quanto più il debito diventa in teoria sostenibile, ma l'abbiamo visto anche con una roba fatta male come era la questione del super bonus, no? Alla fine si è speso tanto in quel periodo, ma il debito PIL è sceso. Perché? Perché in una maniera o nell'altra abbiamo così bisogno di lavorare, abbiamo così bisogno di fare qualcosa, che tutto sommato anche fare una cosa non molto logica per lo sviluppo di uno Stato, no? Vale a dire rifare delle case di qualche fortunato, alla fine andava bene. Quindi è giusto dire che se noi spendiamo, investiamo, cose di questo tipo, facciamo PIL. Ma io, guarda, arrivo anche a dire che tutto sommato, anche se effettivamente comprando armi facciamo PIL, e va anche bene per le industrie italiane, perché bene o male le armi noi siamo bravini a produrle. Cioè, Sì. sia che si tratti della Fincantieri, no, che fa le fregate o cose di questo tipo, sia che si tratti delle semplici pistole o cose di questo tipo, che siamo forse i più bravi al mondo, sia che si tratti degli elicotteri o similari, no, dove abbiamo Leonardo, cioè non è che l'industria italiana per la difesa non c'è, cioè l'industria italiana c'è. Però quello che mi indispettisce è che fino a ieri dire che se si investiva era positivo perché si faceva PIL era una bestemmia, era una cosa da Voodoo Economics, no? No, bisogna fare austerità, bisogna tagliare, no? Perché sennò altrimenti tu sprechi i soldi, devi fare fiscal consolidation. E invece noi a dire ma bisogna investire, bisogna spendere per cose possibilmente utili, e le prime cose che mi vengono in mente che sono più utili ancora per le armi potrebbero essere le questioni legate all'energia, per esempio centrali nucleari, no? o qualsiasi cosa che ci aiuti a essere indipendenti da gente che domani si sveglia e ti può chiudere un gasdotto, un oleodotto, no? O similari. Cioè, in questo momento noi siamo tutti nelle mani dell'Algeria. Io con tutta la simpatia che posso avere per gli amici algerini, ma io sinceramente preferirei essere indipendente, no? Quindi Certo. se devo investire per cercare di avere un minimo di autonomia energetica, secondo me è più utile è più urgente, no? Mi verrebbe da dire, anche delle armi per impedire un'invasione che non esiste. Cioè l'unica invasione che noi rischiamo è quella dei clandestini, ma non c'è nessuno che vuole invadere l'Italia. Cioè, ma qualcuno si sveglia la mattina, cioè adesso sinceramente qualcuno di quelli che ci ascolta si sveglia la mattina ha paura che Putin ci invada?
Ma francamente no. Per cui, ma di che diamine stiamo parlando? Gli americani non ci possono invadere perché ci hanno già invaso, cioè siamo pieni di loro basi, no? Per cui direi che non c'è bisogno sinceramente che ci invadano, quindi ma di che parliamo? E noi dobbiamo, sulla base di questo di che parliamo, andare dietro alla retorica di questa qua. Allora, il punto politico su cui noi non dobbiamo mollare, ne ho già anche parlato ovviamente internamente anche agli altri del partito e similari, è soprattutto uno: bisogna evitare le cose che hanno scritto comune davanti, cioè esercito comune no. Perché voi immaginate la beffa di dire: già io mi metto a spendere delle cose per armi che avrei altre idee per poter spendere del denaro, come si è appena detto, no? Ma io devo spendere dei soldi per armare la Germania che si fa un esercito con i miei soldati? Oh, ma qui siamo matti. Cioè, voi immaginate se von der Leyen che si trova a poter comandare l'esercito comune. Cioè significa, oltretutto, se riuscissero con l'altro furto, no, che è abolire il diritto di veto, perché vedo già che l'aria che tira in quella direzione lì, che allora senza che uno si possa opporre, questi con un esercito europeo potrebbero prendere i nostri ragazzi e mandarli al fronte in Ucraina. Ma è questo il mondo che vogliamo? Cioè, no, ma poi vorrei capire, allora la Costituzione... Sono sempre pronti a tirarci fuori l'articolo 11. Noi possiamo fare la guerra solo per difesa. Quindi per quale motivo l'Italia dovrebbe dichiarare guerra alla Russia? Ma per nessun motivo al mondo. Per cui, e anche la Costituzione tedesca vieta di fare la guerra per offesa. Per cui dov'è la difesa? Visto che già la stanno cambiando di corsa prima che cambi il Parlamento, in modo tale da riuscire a metterci dentro la possibilità di spendere per fare le armi, E anche lì, scusa, con tutto il rispetto che ho per gli amici tedeschi, io quando vedo i tedeschi che si riarmano non è che sono tranquillissimo. Comunque, al di là di tutto, cioè il punto è sempre quello, cioè noi diciamo la linea rossa è proprio l'esercito comune, quello non può esserci. Noi possiamo fare tutte le alleanze del mondo, abbiamo fatto la NATO, facciamo i contingenti umanitari, no? E così di questo tipo, non ci siamo mai tirati indietro. L'importante è che non esista l'esercito dell'Unione Europea, perché già si sono presi la moneta, se si prendono l'esercito capito che è finita, no? Cioè, noi a questo punto siamo dei vassalli e non possiamo fare assolutamente nulla. Altra cosa che bisogna cercare di limitare o di evitare al massimo grado è il debito comune, perché con la scusa del debito comune, no, che qualche gonzo pensa che sia beh, ma allora è regalato, no? Cioè, perché se debito nostro è il fardello per le giovani generazioni, no? E così via. Se il debito comune invece magicamente va tutto bene. Ecco, il debito comune è un'altra inculata, cioè vale a dire che sono soldi nostri che noi prendiamo a debito, no, per pro quota, e anzi, essendo che siamo contributori netti, per quota maggiore rispetto al nostro peso, e questo debito ci indebita nei confronti di Bruxelles, che poi decidono loro che cosa fare. Cioè, come il stesso meccanismo del PNRR, però peggio, perché quello era per lavori fatti qui invece si tratta di missili, no? E così di questo tipo. Quindi noi praticamente ci dobbiamo indebitare per dare a qualcuno la possibilità di prendersi delle tangenti a Bruxelles su quello che compra, se compra un missile da uno rispetto ad un altro, ma anche no. Quindi debito comune no, esercito comune no. Se si tratta di spendere di più per rafforzare il nostro esercito, le forze dell'ordine e cose di questo tipo, ci possiamo tranquillamente pensare, perché in ogni caso credo che sia anche utile magari anche metterci qualche soldato in più per strada per tenerle più sicure, ecco, mettiamola così. Però deve essere nostro, non deve essere comunitario o all'ordine di Ursula, ecco, mettiamola così. Molto bene, senatore, allora al piacere di risentirci presto, ma mi pare che le idee sono molto chiare. La ringrazio. Faccio guardia dalla mattina alla sera io. Allerta siamo, come la fanno. Allerta siamo tutti. Grazie. Arrivederci. Sigla, jingle e poi Gabriella Ronza con Epos. Non bene e male, ma Cosmo e Caos. A tra poco. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Gabriella e oggi vi parlerò del mito di Cosmo e Caos. Se dobbiamo pensare alle nemesi per eccellenza, nessuno di noi ha dubbi. Quando pensiamo a un'opposizione, pensiamo sempre a quella primordiale tra il bene e il male. Tuttavia, sappiamo benissimo che in mitologia nulla è come sembra e ci sono probabilmente delle nemesi molto più antiche. Parlo della prima vera opposizione, quella tra l'ordine e il caos. I due concetti all'apparenza opposti per la scienza moderna possono coesistere. Esiste del disordine nell'ordine e dell'ordine nel caos. Nelle mitologie antiche il caos è sempre opposto al cosmo, nel senso di universo disordinato il primo e ordinato il secondo. Nella mitologia greca il caos è la personificazione dello stato primordiale di vuoto e buio anteriore alla creazione. Platone descriveva il caos come il luogo primo della materia rozza e deforme, da cui il demiurgo attinge per la formazione del mondo ordinato, cioè il cosmo. Per la cosmogonia egizia, da caos ebbe vita il cosmo, inteso come forza positiva in grado di contrastarlo e neutralizzare la sua forza distruttrice. I miti cinesi e indiani sull'origine dell'universo si muovono sulla stessa linea. Insomma, prima del bene e del male o legati ad essi c'erano cosmo, universo e caos. E in questo senso bene e male non sarebbero in reale opposizione, ma farebbero entrambi parte di un ordine necessario alla contrapposizione al caos, cioè al disordine. Il caos nella Genesi viene presentato come lo stato imperfetto da cui il creatore ha plasmato l'universo. In realtà non è nominata una parola corrispondente esattamente al caos, ma si parla di tenebre e informità, tant'è che quel caos potrebbe essere visto semplicemente come nulla. In questo vuoto ci sarebbe la contrapposizione all'armonia divina. Il disordine non è nulla, è vuoto, l'armonia è il tutto. Al caos originario, al nulla primordiale, si contrappone l'ordine spazio-temporale e tutto ciò che ne consegue. Il mito di Cosmo e Caos mi ha sempre affascinata. Voi cosa ne pensate? Credete che la vera prima opposizione sia tra queste due entità piuttosto che tra il bene e il male? Scrivetemelo nei commenti. Io intanto vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao! E rieccoci, le 18:41 minuti e 40 secondi. Questo è stato EPOS, la bella rubrica a cura della nostra brava Gabriella Ronza. Orbene, adesso noi introduciamo il faccia a faccia di questa sera. Terrerare, cosa rischiamo, cosa può servire all'Italia. Soprattutto gli americani ci hanno battuto sul tempo, perché c'era già un accordo del 2021 tra l'Europa e l'Ucraina in tema di terre rare. E allora con chi dobbiamo fare commercio? Con chi ci dobbiamo associare? E questo io l'ho chiesto all'amico Andrea Muratore, che è un esperto che lavora per Confapi Brescia, e allora aspetta un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Sveva, per favore, grazie. Vai. Allora, io ho il piacere questa sera di avere con noi Andrea Muratore e
Ve lo voglio presentare, lui è un collega, ma è anche e soprattutto un esperto che lavora per Confapi Brescia. E mi ha molto colpito, caro Andrea, un tuo spazio, perché tu sei presente anche sui social di Confapi Brescia con le tue rubriche, e in particolare ti ascoltavo ieri nel TG di Confapi Brescia, condotto dalla comune amica Carla Costa, che voglio salutare, nel corso del quale tu hai parlato delle terre rare in Ucraina e soprattutto di un piccolo fatto che tu con molta delicatezza non hai definito tale, ma lo definisco io che delicato non sono. Cioè, sostanzialmente gli americani ci stanno fregando. O mi sbaglio? No, non ti sbagli, ammesso che in altre occasioni gli Stati Uniti siano più clementi. Mi spiego allora. Gli Stati Uniti tendenzialmente hanno avuto una grande strategia sull'Europa dall'inizio della guerra in Ucraina, che è stata spaccare l'asse tra Europa e Russia. Sì. Quindi l'asse consolidato doveva portare l'Europa a dipendere sempre di più dagli Stati. Io dico sempre che Biden ha vinto la guerra e ora Trump vuole vincere la pace, solo che la guerra non è quella tra Ucraina e Russia, ma è anche una guerra, potremmo dire, economica tra gli Stati Uniti e l'Europa. Sì. In quest'ottica, la partita delle terre rare e più ampio spettro del gioco minerario aveva una ratio chiave: prendere possesso dei giacimenti ucraini di metalli, dal litio al manganese, passando per il titanio, che sono strategici per la transizione green, soprattutto per l'industria tecnologica e della difesa, porre a terra le compagnie minerarie americane, far fare affari a loro e aggiungere, dopo quello sull'energia, dopo quello sulla difesa, dopo quello finanziario, un altro punto di dipendenza strategica dell'Europa, satellite della superpotenza americana, agli Stati Uniti. E in quest'ottica qua, questo piano ha maggior valore se pensiamo che questo vuol dire anche porre un cuneo perché l'Europa possa cooperare con altri attori, dall'Ucraina stessa, con cui ha un accordo per la gestione delle terre rare, delle risorse minerarie dal 2021, e in prospettiva, perché no, quella Cina che tanti pensano potrebbe convergere con l'Europa nella sfida dei dazi. Ecco, e a maggior ragione ti dico, c'era questo accordo del 2021, ma gli americani ora scalzano questo accordo e naturalmente vogliono essere ripagati per le armi che sono state date a Zelensky. Allora a maggior ragione ti chiedo, visto che appunto Confapi Brescia non rappresenta, voglio dire, una piccola realtà, ma rappresenta una parte importante del motore economico di questo paese. A noi italiani a cosa servono queste terre rare? Cioè, che ricadute hanno sull'economia italiana e anche sull'industria italiana? Beh, tutto quello che contiene dispositivi tecnologici, che possono essere i microchip, che possono essere anche macchinari industriali avanzati controllati da remoto, hanno all'interno un grande contenuto di terre rare e altri materiali critici, la cui estrazione molto spesso avviene in paesi critici anche sul fronte geopolitico, scusatemi il gioco di parole. Quindi ogni volta che un imprenditore vuole comprare un macchinario che possa fare, ad esempio, faccio un esempio concreto, un taglio di un metallo tramite una programmazione da remoto e un macchinario che può essere assistito grazie a dispositivi elettronici avanzati, lì dentro questo serve che ci siano la potenza di calcoli, processori e tutto quanto di simile, che è garantito grazie a tecnologie che si basano su minerali che non vengono estratti in Europa in larga parte, anche perché l'Europa non ha ancora sviluppato una strategica filiera del riciclo, ad esempio dei rifiuti tecnologici che noi abbiamo. Questo per non dire anche tutto quello che può servire in industrie come l'automotive. L'auto elettrica, vediamo come andrà, sperando non ci sia la svolta al 2035, impone una quantità di consumi di materiali che vanno dal litio ovviamente al cobalto, nickel e via dicendo, che è altissima e ancora tutta difficile da calcolare effettivamente.
È un mondo in cui le catene del valore globali espongono un sistema globalizzato come il nostro a dipendenze e anche a potenziali ricatti. Come diceva Draghi qualche giorno fa, avere il 55% del PIL in commercio, in entrata e in uscita, era un vantaggio 30 anni fa, ora diventa la più grande delle nostre debolezze, anche ai cortili di casa. A maggior ragione ti chiedo, visto che dicevi dell'inesistenza di una filiera europea per la valorizzazione e il riciclo delle terre rare già presenti, quindi non oso immaginare nelle discariche di questo paese quanti vecchi computer, quanta vecchia roba che impiega dei chip può essere recuperata e può essere riciclata. In Italia c'è già qualcosa di questo genere oppure no? Siamo ancora molto lontani, anche se delle piccole realtà ci sono, si devono scontrare con delle normative molto spesso complesse. C'è il Critical Raw Materials Act dell'Unione Europea, caso di regolamento europeo che ha una fine strategico, 20% di produzione di materiali critici, che però deve ancora essere pienamente recepito come strategia, perché ovviamente non possono essere i piccoli laboratori, le piccole imprese a fare tutto, serve una grande filiera centrale, paragonabile un po' a quella che c'è per il rottame dell'acciaio, no? E ad oggi la cosa più economica per molti è mandare i prodotti in paesi terzi, tra tutti l'India, il Pakistan, il Bangladesh, far fare il riciclo e poi ricomprare i nostri stessi materiali, ovviamente non a un prezzo eccessivamente maggiorato, ma che sicuramente comportano un esborso economico. Ecco, appunto, a maggior ragione la fregatura è doppia. E poi un'altra cosa, io ricordo che prima della guerra noi dall'Ucraina importavamo anche l'argilla per fare delle ceramiche, importavamo anche rottami di ferro e così via. Adesso sostanzialmente che vantaggio economico c'è a commerciare con l'Ucraina? Beh, ora come ora credo sia ancora tutto sub iudice, in prospettiva dovrà essere vista se e come l'Ucraina si ricostruirà e su che basi. I tedeschi si sono portati avanti usando la filiera degli armamenti, delle munizioni, della sistemazione anche dei dispositivi militari, installando delle joint venture con aziende, mi sembra di ricordare Rheinmetall, per avere in profondità una maggiore filiera produttiva e potenzialmente avere accesso anche ai preparati lavoratori ucraini. Ma da qua in avanti abbiamo avuto impatti su molti settori, l'agricoltura, le ceramiche, tu dicevi, i fertilizzanti, le cartiere anche, perché in quest'ottica qui l'Ucraina è stata causa anche la guerra in Ucraina di una crisi energetica che ha colpito anche settori come le cartiere, e però dovremo vedere anche al ritorno della pace cosa può succedere. Sicuramente l'Europa dovrebbe inserirsi con le sue aziende, le sue multinazionali in questa corsa mineraria che può fare il bene degli ucraini perché è PIL, produzione, occupazione, e può fare anche il bene nostro perché sicuramente l'Europa ha indubbiamente, bontà sua, un atteggiamento meno rapace di quello americano. Sì, ha un atteggiamento meno rapace di quello americano, ma è anche vero che l'Europa non riesce a parlare con una sola voce, vista e considerata appunto che gli amici tedeschi arrivano per primi e si assicurano i loro interessi e si guardano i loro interessi. Cosa chiedono gli industriali bresciani in questo momento al governo in tema di Ucraina? Allora, guarda, non c'è una posizione concreta di questo punto di vista che io possa portare, perché io sono analista e non porto posizioni politiche, ecco. Certamente il quadro generale che le associazioni di categoria chiedono spera ovviamente nella pronta fine del conflitto, e ovviamente per il sistema industriale più forte è la voce europea, più forte sono anche le prospettive di una competizione a livello internazionale. Però ora come ora non me la sento io di portare una posizione politica di cui non sono titolare in quanto semplice analista
di Confapi Brescia, però sicuramente quello che posso dire è che chi fa economia, chi fa industria, chi fa impresa vuole la pace, ma vuole norme certe, vuole regole certe di commercio e di scambio, ovviamente vuole innanzitutto il rispetto delle regole. E a mio personalissimo avviso una pace che violasse delle regole consolidate, aprendo anche a una crisi dell'ordine internazionale, non farebbe bene al sistema internazionale, non farebbe potenzialmente bene all'economia. Ad esempio anche solo per il fatto che abbiamo un distacco degli Stati Uniti dall'Europa che rischia di manifestarsi proprio sull'Ucraina. Ecco, allora restiamo nell'ambito dell'analisi. E l'analisi, diciamo, di qui a un mese si riesce ad avere un cessate il fuoco e nel giro di 6 mesi un trattato di pace, o comunque questa guerra finisce. Dopo che spazi si aprono, come con Fapi e più in generale per l'industria italiana? Diciamo che l'industria italiana sicuramente può avere dei grandi scambi con l'Ucraina, può avere dei grandi scambi come li aveva prima, può sicuramente fare affidamento in prospettiva alle opportunità di ricostruzione che ci saranno. A mio avviso il quadro di un clima pacifico in Europa appare necessario per far marciare anche determinati programmi, che possano essere quelli industriali, che possano essere quelli di sviluppo e di scenario. Mi sembra remota ad oggi l'opportunità dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, soprattutto per questioni agrarie. Senti, ma vediamo l'altro corno del problema, i dazi. Questo cosa significa per l'Europa e per noi? Indubbiamente i dazi, che vanno letti innanzitutto come strumento politico prima ancora che economico, marcano un tentativo americano di rafforzare quella strategia già lanciata da Biden di reindustrializzare l'America, drenando risorse dal resto del mondo. Ieri era finanziando gli investimenti strategici a pioggia con l'Inflation Reduction Act, oggi è l'idea del alziamo le tariffe così le imprese verranno a investire in America. Il dazio è una leva politica prima ancora che economica, non c'è alcuna ragione per cui l'America potrebbe guadagnare da questi dazi che potenzialmente rischiano solo di colpire la classe media americana, che tra l'altro è più quella che vota Trump. In prospettiva però quello che Trump mira a ottenere sono accordi ad esempio perché l'Europa compri più gas naturale liquefatto, compri più armamenti, faccio un esempio, e quindi cosa facciamo? Andiamo ognuno per la propria strada, magari seguendo il divide et impera americano, che come abbiamo detto all'inizio non è certamente benevolo e non è certamente da motivare con simpatie o antipatie politiche, o piuttosto cerchiamo di capire qual è una voce unica, qual è una voce coesa, qual è una voce forte che si può opporre a determinate politiche, perché se di là qualcuno fa la voce grossa bisogna sapere anche dove colpire. Il Canada, nel momento in cui Trump ha imposto i dazi, ha imposto 30 miliardi di controsanzioni, tra l'altro su prodotti che colpivano soprattutto stati profondamente repubblicani. Per un mese ha ottenuto, diciamo, anche una serie di esenzioni e ora sta tenendo botta, sta tenendo forza. Questo è un modello da seguire, fare politica e farla ad alti livelli. Sicuramente, bisogna capire però chi è che la fa di questi 27, visto e considerato che Macron si alza la mattina e si sente lui il capo dell'Europa. Merz non è ancora cancelliere in Germania, però già comincia a parlare di indipendenza, proprio lui che è un uomo legato a filo doppio con gli americani. Ma in tutto questo, allora a sto punto uno dice benissimo, se il gas naturale liquefatto è quello americano e costa troppo, io posso anche pensare diversamente e rivolgermi di nuovo verso Mosca. È possibile una cosa del genere? Ad oggi mi sembra remoto perché non c'è il clima di fiducia bilaterale. Paradossalmente io vedo più vicino uno scenario in cui magari l'America allenta alcune sanzioni e l'Europa tiene le sue. Questa sarebbe una situazione quantomeno bizzarra. Ecco, però sul gas sì, dimmi.
Sul gas è difficile tornare indietro. Sul gas è molto difficile tornare indietro. Perché ti dico una cosa molto semplice, Dimmi. Nord Stream ormai è una ferraglia da 18 miliardi di euro sotto il Baltico. Quella è una ferita profonda che ha danneggiato sia la Russia che la Germania. Che bello, un tubo costato tutti sti soldi che non funzionerà mai, almeno per i prossimi 10 anni. E sappiamo che molto probabilmente con ogni probabilità, non è stato un guasto e non è stata la attiva fauna del Mar Baltico a danneggiare la conduttura. Questo No. per dirci quanto molto spesso la guerra non è solo quella combattuta sul campo, c'è anche una guerra economica, c'è anche una guerra, diciamo, a livello sistemica, in cui anche due alleati possono trovarsi, qualcuno magari involontariamente, su fronti opposti. Andiamo proprio bene, un bel giochino. Ma quindi noi con i russi potremmo mai tornare a fare commercio, e se sì, di cosa? Ma il tema di fondo è che bisogna capire i fini e i mezzi delle politiche, perché ora ci sono delle sanzioni in atto, ci sono da anni, ci sono per un obiettivo che era quello di condizionare la capacità russa di portare avanti la guerra in Ucraina. Se la guerra finisce, cosa facciamo? Bisognerà ricostruire un rapporto con Mosca, bisognerà ricostruirlo su nuove basi. Il vecchio paradigma era manifattura europea e anche italiana in cambio di energia russa. Ma ora che l'energia russa in larga parte non c'è più, cosa commerciamo, cosa faremo? Senza il presupposto politico il commercio segue, non può seguire, scusami, perché ad oggi senza un chiarimento politico tornare a fare affari business as usual è molto remoto. Non si può fare un'analisi di mercato ex ante su uno scenario che ancora è totalmente destrutturato, anche perché attorno alla Russia c'è gente che ha continuato a fare affari, i cinesi, i turchi, gli indiani, gli emiratini. Sono posizioni di mercato di cui oggi non abbiamo contezza. Insomma, la guerra con la Russia finisce, ma la bolletta del gas non scende. Ad oggi vedo remoto che si possa tornare al vecchio fronte, anche perché poi le compagnie stesse energetiche, pensiamo tra tutte Eni, ma pensiamo anche a Uniper in Germania, via dicendo, hanno nei loro piani strategici iniziato a ragionare comprensibilmente senza la Russia. E in tutto questo i cinesi? La Cina sta sicuramente potenzialmente progettando un futuro in cui una strategia europea, la strategia di Pechino, scusate, potrebbe guardare all'Unione Europea, potrebbe guardare agli altri spazi come alternativa all'America. Lo stanno già facendo in Africa. C'è una battuta che gira online dicendo che Xi Jinping per le decisioni di Trump sta vincendo senza fare nulla. Io fossi in un leader europeo, personalissima opinione di Andrea Muratore, che impegna solo Andrea Muratore, il giorno dopo i primi eventuali dazi americani, fossi in Ursula von der Leyen, fossi in tutti i leader europei, volerei a Pechino, a accordarmi con Xi Jinping, cercherei le sinergie con la Cina, cercherei le sinergie con la Cina sull'Africa, che la Cina non è un nemico militare dell'Europa, non è un nemico geostrategico, è un concorrente economico, tecnologico, industriale, che ci ha battuti per meriti innanzitutto suoi su moltissimi settori come l'intelligenza artificiale, dove non vedo perché in un contesto di disaccoppiamento dagli USA dovremmo continuare a portare avanti una strategia di contenimento alla Cina che non deve essere una priorità europea. E questo aprirebbe uno scenario estremamente interessante. Grazie. Non sono filo cinese, però è pragmatismo. Io non sono mai stato filo cinese, so che cos'è la Repubblica Popolare Cinese, ma bisogna anche fare di necessità virtù. Esatto, realpolitik. Grazie ancora, Andrea. Ci mancherebbe, grazie a te, Antonio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, l'anno era il 1974, questi erano in La Quinta Faccia, epico gruppo italiano degli anni 70 che fece questa cover di Sugar Baby Love dei Rubettes. Sono le 19:05:20 sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 951 di oggi, giovedì 6 di marzo. E insomma, direi che da questo momento 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222, il telefono è aperto. Molto bene. Diamo una occhiata allora alle agenzie, dopo aver ascoltato anche le parole di Andrea Muratore. Insomma, l'idea di provare a fare un accordo o comunque avviare una cooperazione economica con i cinesi, che non scada però nel dare praticamente tutto, inclusa la nostra sicurezza, come si voleva fare con la via della seta, può essere un'eventuale risposta nel caso in cui Donald Trump decidesse di abbandonare l'Europa al suo destino. Io credo che questo, o meglio, sicuramente i legami verranno allentati, ma resta il fatto che l'Italia è un paese in una posizione geostrategica essenziale, ed essendo in una posizione geostrategica essenziale, a maggior ragione io credo che l'America ci penserà due volte prima di dire abbandoniamo del tutto l'Europa. Credo che ci penserà due volte, anche perché vi ricordo che a Pozzuoli c'è la stessa flotta americana che sta là, per non parlare di Aviano, Camp Derby, tutte le basi che sono disseminate sul territorio italiano. Altrimenti mi riesce difficile pensare che gli Stati Uniti d'America decideranno di chiudere tutte le basi che si trovano sul territorio italiano, andarsene, arrivederci e grazie. Insomma, capisco che le parole di Trump sono delle parole che lasciano pensare e lasciano anche intravedere degli scenari non allegri e non facili, ma è altrettanto vero che l'uomo è prima di tutto un businessman, quindi quello che gli interessa è fare affari. Se gli affari sono buoni e si possono fare, non è assolutamente un problema per lui. E poi c'è un altro fatto: il commercio tiene lontane le guerre, le tiene ben lontane. Andiamo a dare adesso una bella occhiata alle agenzie italiane d'estero questa sera. Scusate, sono le 19:08:12, ancora il Vaticano non ha battuto il consueto comunicato sulla salute del Santo Padre e le sue condizioni fisiche. Vi ricordo sempre e comunque in ogni caso 340-670-9659 oppure 0292947222. In compenso non mancano gli stronzi in questo paese, perché non li posso definire in altro modo. Sentite un po' con cosa apre l'ADN Cronos adesso, cosa hanno messo in pagina i colleghi dell'ADN Cronos. Escrementi, testa di maiale, volantini pro-Palestina nel cantiere del Museo della Shoah di Roma. Indaga la Digos, la Russa, fatti gravi, San Giuliano, episodio indegno. Noemi Disegni, presidente Ucei, affronteremo ogni atto d'odio. Escrementi, una testa di maiale, scritte che ricordano i morti a Gaza, oltre ad alcuni volantini pro-Palestina, sono comparsi davanti al cantiere per la costruzione del Museo della Shoah di via Alessandro Torloni a Roma. In particolare gli escrementi sono stati posizionati sui lucchetti del cancello del cantiere, mentre le scritte sono comparse sui cartelli di avviso lavori. Tra le scritte assassini infami e oggi 45.000 morti con una chiazza di vernice rossa a simboleggiare il sangue. Su alcuni volantini è scritto fermare il genocidio a Gaza, mentre su un altro, sporcato con escrementi, compare una foto che ritrae il popolo di Gaza. Il lucchetto e il volantino imbrattati con escrementi sono stati rinvenuti stamattina e a quanto si apprende sono stati rimossi dal direttore dei lavori del cantiere.
Quello di oggi è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo che si verifica davanti al cantiere, preso di mira da un paio di settimane, come riferito e documentato dai residenti. Sugli episodi indaga la Digos. Il Museo della Shoah sorgerà proprio a Villa Torloni, alle spalle della Casina delle Civette. Il progetto, che risale a circa 20 anni fa, è firmato dall'architetto Luca Zevi. Una spinta dei lavori è arrivata con l'ex ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che a marzo 2023 aveva annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro. Nello stesso anno Camera e Senato hanno dato il via libera al disegno di legge per la realizzazione del museo. I lavori sono attualmente in corso. Dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa: siamo di fronte a fatti gravi e preoccupanti, perché in quel cantiere sono in corso i lavori di un luogo di memoria fortemente voluto per ricordare la storia e il dolore di milioni di ebrei. E ancora, all'ADN Kronos parla Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Abbiamo affrontato l'apologia del nazifascismo, affronteremo anche l'apologia del terrorismo e ogni atto di odio. Anche questa volta il popolo palestinese viene strumentalizzato per esprimere odio. Questo gesto, aggiunge Di Segni, non offende solo noi, ma l'Italia nel suo insieme e fa male al suo futuro e alle sue fondamenta democratiche. Abbiamo anche una dichiarazione di Carlo Calenda: gli escrementi ce li hanno nella testa le persone che pensano di infangare la Shoah in questo modo così indignitoso. Si può avere le idee che si vogliono, io sono molto critico con Netanyahu e ciò che ha fatto a Gaza, ma violare la memoria di 6 milioni di morti è una cosa indegna, conclude. Che schifo, veramente, che schifo. C'è gente in questo paese che si esprime in questo modo. Andiamo a vedere sempre sull'ADN Kronos, cioè questa cosa di andare a mettere gli escrementi dei volantini al Museo della Shoah. Vi rendete conto che cosa devono avere nella testa questi qui? Vabbè. Allora, intanto abbiamo un aggiornamento battuto adesso invece sull'Ucraina dalla BBC. L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno ripreso a lavorare assieme e ci sarà un incontro significativo la prossima settimana. Questo è quello che ha appena detto Zelensky al summit del Consiglio europeo. Tra l'altro Zelensky ha cercato anche di mettere in chiaro quello che lui vorrebbe come base negoziale per discutere di una pace tra l'Ucraina e la Russia. La prima è una tregua in mare e in aria, e la seconda è il rilascio dei prigionieri come strumento, come diciamo così, testimonianza di buona volontà. Zelensky sottolinea che c'è bisogno che ci sia della fiducia da parte di ambo le parti nel corso dei negoziati, e sottolinea che la base della fiducia potrebbe essere tranquillamente espressa dal rilascio dei prigionieri. Inoltre il presidente ucraino, riferisce ancora la BBC, dice di essere grato per l'appoggio che ha ricevuto finora, aggiungendo che il suo popolo apprezza anche il fatto che l'Europa stia sinceramente cercando di fare la cosa giusta. Zelensky ha anche sottolineato, commentando su X l'incontro di quest'oggi, l'Ucraina vuole la pace ma non al costo di essere svenduta. Inoltre sempre Zelensky apprezza il fatto che vari paesi dell'Europa hanno annunciato di aumentare le spese per la difesa. Aggiunge che Kiev ha sempre cercato la pace fin dal primo momento della guerra. A proposito di numeri, che cosa è stato annunciato stasera? Il Belgio a quanto pare fornirà i caccia F-16 all'Ucraina nel 2026. Questo è quello che ha annunciato il primo ministro. La Croazia ha deciso di gestire, di allocare il 2% del suo bilancio per la difesa, il 30% per la modernizzazione dell'esercito. Inoltre sta aumentando il budget per la difesa a 2 miliardi e 670 milioni di euro. La Slovenia e la Norvegia si sono impegnate ad aumentare e potenziare la spesa per la difesa.
Il primo ministro lituano dice di aver proposto di proporre la data del 31 gennaio 2030 come la data in cui l'Ucraina entrerà nell'Europa, ancora nell'Unione Europea. Il ministro degli esteri svedese dice che il paese vuole inviare fino a 6 caccia modello Gripen per contribuire a una missione NATO per vigilare lo spazio aereo polacco. Il governo britannico, il governo di Sua Maestà, ha annunciato nuovi contratti per un valore di circa 30 milioni di sterline, circa una cinquantina di milioni di euro, per fornire all'Ucraina dei droni d'attacco disegnati per essere in grado di monitorare un'area in previsione di un eventuale attacco. L'altro fatto è che si ritiene che saranno addirittura 20 le nazioni interessate a far parte della cosiddetta coalizione dei volenterosi a supporto dell'Ucraina. In tutto questo Putin commenta insomma l'evoluzione della situazione, in particolare in un discorso alle vedove e alle madri dei soldati russi ha detto: noi dobbiamo ottenere una pace che ci garantirà sicurezza e tranquillità per un lungo periodo storico. Non vogliamo niente che appartenga ad altri, ma non cederemo niente che ci appartiene. E abbiamo bisogno dell'opzione che ci permetterà uno sviluppo stabile del paese sotto le condizioni di pace e sicurezza. Rispondendo a un'osservazione di una madre che gli ha detto insomma ma la Russia non dovrebbe fare delle concessioni, non dovrebbe piegarsi a qualcuno, Putin dice noi non abbiamo assolutamente intenzione di farlo. Inoltre il presidente russo ha espresso una frecciatina a Emmanuel Macron, che sapete che in televisione ieri ha messo a disposizione l'ombrello atomico francese, la mitica Force de Frappe, a disposizione del vecchio continente. Dice: alcuni non si rendono conto, c'è ancora gente che vorrebbe tornare ai tempi di Napoleone, dimenticandosi com'è che sono andate a finire le cose. Quindi il messaggio è abbastanza diretto e nemmeno tanto coperto. Andiamo a vedere ancora le agenzie, il telefono comunque è sempre aperto allo 0292947222. Sapete che Trump ha firmato una tregua col Messico sui dazi fino al 2 di aprile, anche se è molto forte la tensione ancora con il Canada e in particolare con Justin Trudeau il bello, perché per quanto riguarda il Canada, ecco, Trudeau ha detto che non sospenderemo i dazi canadesi perché gli americani ieri hanno fatto un cambiamento. Washington ieri è vero che ha sospeso per un mese i dazi per le auto, sottolineando comunque che il suo governo sta discutendo la possibilità di ritardare l'entrata in vigore della seconda ondata di dazi decisi da Ottawa in risposta a quelli di Trump. Come ho detto diverse volte, riferisce l'ADN Kronos, non faremo marcia indietro sui nostri dazi di risposta fino a quando saranno revocati i dazi ingiusti americani sui prodotti canadesi, aggiunge il premier canadese, riconoscendo che in questo momento siamo in una guerra commerciale. Lunedì Trudeau ha annunciato dazi del 25% sulle importazioni, pari a 107 miliardi di dollari dagli USA, con un primo gruppo di prodotti per importazioni pari a 21 miliardi di dollari, colpiti subito, e un secondo per il quale i dazi entreranno in vigore dopo 3 settimane. Tra l'altro, sapete che Trump accusa il Canada di non sigillare a dovere la frontiera, il 49esimo parallelo, di non sigillare a dovere la frontiera, e quindi da qui passerebbe il fentanyl che va a rovinare la vita a tanti americani. E Trudeau dice: il nostro confine è sicuro e meno dell'1% del fentanyl illegale che entra negli USA arriva dal Canada. E ho anche sottolineato che i dazi che l'amministrazione USA ha deciso di imporre danneggeranno lavoratori e imprese americane.
a chi gli chiede delle rivelazioni del Wall Street Journal, secondo il quale durante la telefonata di ieri con Trump la temperatura è salita e vi sono state parolacce, Trudeau risponde che è stata una telefonata colorita. Questo prima se ne va dalla guida del governo del Canada, e meglio è per tutti. A proposito, stamattina il Canada è il Liquor Board, perché dovete sapere che in Canada c'è il monopolio dei liquori. Non è come qua da noi che voi potete entrare in qualunque supermercato e vi comprate tutto l'alcol che volete, se avete ovviamente l'età e i requisiti. Al Canada c'è il Liquor Board, che è il monopolio degli alcolici, e quindi ci sono questi, li potremmo chiamare liquorini, come noi abbiamo i tabacchini, no? Questi negozi di Stato gestiti dallo Stato, dove voi potete, se avete 18 anni eccetera eccetera, potete comprare l'alcol. Bene, il Liquor Board quest'oggi ha deciso di togliere dagli scaffali tutti i prodotti tutti i whisky e bevande alcoliche varie che arrivano dagli Stati Uniti d'America. E già che c'è, però, Trump se l'è legato al dito e ha detto nelle ultime ore su Truth che, ci crediate o no, nonostante il pessimo lavoro che ha fatto per il Canada, credo che Justin Trudeau stia sfruttando il problema dei dazi, in larga parte causato da lui stesso, per ricandidarsi a primo ministro. Assistere a tutto ciò è uno spazio. Insomma, qua ne vedremo delle belle, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, oppure 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia sì. Abbiamo poi, visto che l'8 marzo si avvicina, non ci facciamo mancare niente per quanto riguarda la violenza e la cattiveria verso le donne. L'ADN Kronos si occupa dell'omicidio della povera Saman Abbas, ve la ricorderete tutti, la povera Saman che è stata uccisa, questa ragazza 18enne pakistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 21 a Novellara. Ecco, il fratello di Saman Abbas oggi è stato sentito nell'aula della Corte d'Appello di Bologna come testimone al processo per l'omicidio della sorella. E riferisce l'ADN: ho visto zio prendere per il collo Saman, c'erano anche i cugini, ha detto Ali Haider, oggi 20enne, ricordando, quasi sussurrando, gli ultimi istanti di vita di Saman. Quando è venuto zio non gli ho chiesto nulla perché avevo paura, ma quella notte ha dormito con me, ha pianto. Il ragazzo è stato sentito in modalità protetta dopo che gli imputati erano stati fatti allontanare per evitare che potesse essere influenzato dai genitori che non vede dai giorni immediatamente successivi al delitto. Quando era in casa io e Saman vedevamo insieme delle serie, oppure lei scriveva sul cellulare al fidanzato, Saqib, aggiunge, dopo essersi tolto il piumino nero, restando con la mascherina chirurgica, i capelli rasati ai lati e gli orecchini. Non ha voluto l'interprete perché capisce bene l'italiano. Mamma mi aveva chiesto di fare delle registrazioni nelle chat di mia sorella e quando le ho fatte vedere a papà e mamma, papà si è arrabbiato. Saman ha detto che non era vero niente, che voleva andare via, ma poi mamma le ha chiesto di non andare. Rispondendo alle domande della sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi, ha aggiunto poi che Saman voleva i documenti e sua madre sulle scale le avrebbe dato della carta. Sono sicuro al 100% che quelli non erano i documenti veri, ha detto, perché li avevano nascosti, ma non so il motivo. Non si tratta di paura, ma di ragioni di opportunità. Sta accusando dei parenti e non si sente serena a parlare mentre loro lo possono vedere. Questo è quanto ha detto l'avvocato Angelo Russo, che appunto rappresenta il fratello di Saman, Ali Haider. La sua è stata una testimonianza sofferta, ha detto, sta cercando di ricordare quanti più dettagli possibili e racconta quello che ricorda. Quando finirà la sua deposizione, che proseguirà nella prossima udienza, mi ha chiesto di poter assistere all'udienza accanto a me, perché vuole vedere i suoi genitori che non ha mai più rivisto da quando sono partiti in Pakistan. Aveva 16 anni quando è successo il fatto, non ha nessuno, è solo e vive in un motel. Ali Haider ha ripetuto quanto aveva già sostenuto durante il primo giudizio, ha detto l'avvocato Luigi Scarcella, che nel processo per l'omicidio di Saman Abbas
assiste Nomanullah, uno dei due cugini della vittima, citati dal fratello della 18enne in aula. Quindi va avanti la macchina della giustizia per la povera Saman Abbas. Saman Abbas, che è morta a quanto pare perché voleva vivere da italiana e non voleva il matrimonio combinato. Queste cose succedono ancora nel nostro paese. Allora, andiamo avanti con... a proposito di Trump, già che c'era, Trump quest'oggi ha rilasciato un duro avvertimento a Hamas e in particolare si è rivolto appunto sempre su Truth a Hamas dicendo: sto inviando a Israele tutto ciò di cui hanno bisogno per finire il lavoro. Nessun membro di Hamas sarà al sicuro se non fate ciò che dico. Per quanto riguarda i leader di Hamas, è il momento di lasciare Gaza finché siete ancora in tempo. Al popolo di Gaza un bellissimo futuro vi aspetta, ma non se tenete gli ostaggi. Se lo fate siete morti. Prendete una decisione intelligente. Rilasciate gli ostaggi ora o sarà un inferno da pagare più tardi, le parole postate da Trump. Nello stesso post il presidente americano ha detto ad Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituire immediatamente tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita. In precedenza la Casa Bianca aveva confermato colloqui diretti tra un inviato USA e Hamas sugli ostaggi con cittadinanza americana trattenuti da oltre un anno nella striscia di Gaza. Israele è stato consultato su questa questione e dialogare e parlare con le persone nel mondo per fare ciò che è nell'interesse del popolo americano è qualcosa che il presidente ritiene giusto, ha detto ai giornalisti la portavoce Caroline Leavitt dopo le indiscrezioni di stampa e la conferma dei contatti diretti è arrivata da una fonte di Hamas. Dei 5 ostaggi con cittadinanza americana che sarebbero ancora tenuti prigionieri nella striscia, si ritiene sia in vita solo il 20enne Idan Alexander. Quindi vediamo anche qua che cosa capiterà. Alle 19:27 minuti e 25 secondi, ancora il Vaticano non dà segni di vita, la sala stampa vaticana non ha ancora pubblicato il comunicato stampa di questa sera. Io continuo a pensare che sarà comunque una cosa lunga e sarà altalenante fino alla fine, per cui vedremo che cosa ci sarà detto questa sera. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. A proposito di cose che veramente ti fanno girare le scatole, dall'ANSA sono affidate ai carabinieri le indagini sul probabile atto di sabotaggio avvenuto nel reparto di radioterapia dell'ospedale Molinette di Torino. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo la richiesta partita dagli addetti alla vigilanza. A quanto si è appreso, sul luogo non sono stati ritrovati né scritte né volantini che rivendicassero il taglio dei cavi a 3 acceleratori lineari. Dai primi riscontri non risulterebbero segni di scasso, ma solo il danneggiamento dei macchinari. Intanto l'attività alla radioterapia dell'ospedale Molinette di Torino è tornata alla normalità. Lo comunica la città della salute e della scienza di Torino. Tutti i pazienti che dovevano seguire la terapia stanno facendo il trattamento, aggiunge l'azienda ospedaliero universitaria. Speriamo che quando li pigliano gli facciano le manine a pezzettini. Quindi questa è la cosa ovviamente facciamo una battuta, però ci auguriamo che la punizione sia quanto mai sentita. Alle 19:29 minuti e 7 secondi. Allora io credo che possiamo mettere un jingle e poi ascoltare un pezzo di Elia e le storie tese che in effetti a commento di certe cose che vi abbiamo letto fino ad ora ci sta tutto. La terra dei cachi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Avete ascoltato Zoom, il drive. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, alle 19.34 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questi erano Eli e le storie tese, la terra dei cachi, anno in grazia 1996. Tra l'altro si è sempre detto che a quanto pare Elio fosse arrivato prima, ma Pippo Baudo fece sì che primo ci arrivasse Ronny insieme a Tosca con Vorrei incontrarti tra 100 anni. Pare tra l'altro che anche nell'86, quando Renzo Arbore si presentò con il clarinetto, quello che fa filu 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 fila, a quanto pare fosse arrivato primo, ma questi sono i misteri della prima e della seconda Repubblica.
sono quasi le 19:35, gente, non c'è ancora il comunicato stampa della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni attuali del pontefice. In compenso però sappiamo che quest'oggi il Papa ha firmato dei documenti, ha deciso delle cose, perché per esempio sono stati nominati 2 nuovi vescovi, uno è il metropolita di Cumaná in Venezuela e l'altro è il vescovo di Albacete in Spagna, per cui ha continuato a regnare e governare sulla barca di Pietro, come si suol dire. Bene, Sveva, io direi che un po' di poesia ce la siamo meritata stasera, che dici? Assolutamente sì. E allora cosa abbiamo? Abbiamo una poesia, sempre di Vito ovviamente, e se vuoi te la mando. E allora vai pure. Confido in te. Confido in te. Confido in te, Madonnina mia. Confido in te, Madonnina mia, che mi sorridi da quel tuo dipinto da dietro l'altare. Confido in te, che con il tuo sguardo vedi nel mio cuore di peccatore. Confido in te, per la salvezza dell'anima mia. Confido in te, che con le tue mani giunte preghi per tutti noi. Confido in te, Maria, Madonnina mia, e nel tuo perdono. Confido in te, che mi guardi sorridente e dolcemente da quel tuo dipinto, Madonna mia di Picciano. Confido in te, Madonnina mia. Stasera la poesia si è fatta preghiera e quando la poesia si fa anche preghiera, diciamo che si fa ancora più alta di quanto alta già sia di suo. Per cui grazie ancora una volta al nostro Vito Coviello con le sue bellissime poesie e naturalmente noi siamo sempre qua a disposizione. Allora, alle 19:37 minuti e 40 secondi in questo momento noi pian piano ci avviamo verso la fine di questa puntata e in particolare diamo ulteriori aggiornamenti che per adesso dalla Santa Sede tutto tace, dalla sala stampa della Santa Sede tutto tace. Alle 19:38 minuti ancora non c'è il comunicato stampa sulla salute papale e insomma vediamo un po' che cosa viene fuori. La stessa ANSA per il momento tace sull'argomento. Vediamo che cosa succederà. Allora andiamo a dare qualche ulteriore occhiata a ciò che accade nel nostro mondo e in particolare che cosa accade nel nostro paese. Sapete che tra l'altro c'è molta cronaca nera stasera sulle agenzie, devo dire la verità. Una di queste è questo pezzo, la strage di Altavilla Milicia, la minorenne condannata a 12 anni e 8 mesi, assieme al padre e 2 amici, accusata di aver ucciso la madre e 2 fratelli. Forse ve lo ricorderete, circa un anno fa ad Altavilla Milicia, che è questa cittadina in provincia di Palermo, c'è stata questa strage, l'omicidio di una madre e di 2 fratellini di 15 e 3 anni. Secondo il GUP dei minori Nicola Iello, che sulla base di una perizia l'aveva già dichiarata capace di intendere e di volere, questa ragazza, questa 17enne che è accusata dell'omicidio della madre e dei 2 fratellini, insomma, aveva confessato ed è stata condannata a 12 anni e 8 mesi di carcere. La ragazzina davanti
al magistrato si è messa a piangere mentre lui leggeva il verdetto. A poca distanza dall'aula del Tribunale dei minorenni, il padre della giovane, Giovanni Barreca, e una coppia di fanatici religiosi conosciuti durante i raduni di preghiera, Sabrina Fine e Massimo Carandente, sono comparsi davanti alla Corte d'Assise per rispondere degli stessi reati, scrive l'ANSA. Complici della strage costata la vita ad Antonella Salamone, Kevin ed Emanuel, torturati e assassinati durante un folle rito di liberazione dal demonio in una villetta di Altavilla Milicia un anno fa. Per loro il dibattimento è appena iniziato. Sono una chioccia amorevole, amo i bambini, ho salvato la mia cagnetta, noi gli anziani e i disabili, e non ho mai ucciso, si è difesa la Fina nel corso di brevi dichiarazioni spontanee. Lei e l'ex compagno, entrambi detenuti, si sono sempre detti innocenti. Abbiamo solo pregato insieme alla famiglia per schiacciare il male, hanno detto, negando di essere stati presenti durante il massacro. Barreca invece ha ammesso tutto fin dal principio. Fu lui, la mattina dell'11 febbraio di un anno fa, a chiamare i carabinieri. Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi, farfugliò al telefono, e ai militari raccontò di essere stato costretto ad assassinare moglie e figli perché posseduti dal demonio. Frasi senza senso che l'uomo continua a ripetere, ma che non sono bastate per fargli avere l'infermità mentale. Oggi il suo legale, l'avvocato Giancarlo Barracato, ha reiterato l'istanza di non doversi procedere per infermità mentale del cliente sulla base di una perizia disposta dal GIP che l'ha ritenuto non presente a se stesso e gli ha consentito di lasciare il carcere per una REMS, una struttura sanitaria d'accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Barreca ha sempre cercato di difendere la figlia, arrivando a dire che nei piani suoi e della coppia, certi che la casa fosse infestata dai demoni, anche la ragazza doveva essere sacrificata e che era stata risparmiata solo per l'arrivo di una tempesta, interpretata come segnale divino. La stessa fortuna non è toccata ad Antonella Salamone, la prima a essere seviziata, assassinata e bruciata. I suoi resti vennero trovati nel giardino di casa dai carabinieri. Kevin, che all'inizio partecipò alle torture e poi fu ucciso, ed Emanuel, che prima di morire ha subito atroci sofferenze. La carta dell'infermità mentale ha provato invano a giocarla anche la Carandente, che insieme a Fina ha chiesto il rito abbreviato. Viste le accuse, la legge non la consente, hanno risposto i giudici. Che vicenda tremenda, lasciate che ve lo dica. Che vicenda tremenda. Le 19:42 minuti e 45 secondi dal Vaticano ancora tutto tace, incredibile. Tutto tace. Non abbiamo comunicazioni, incredibile. Mi auguro che stasera siano in forte ritardo più che altro, perché ieri verso le 19:30 c'è stata la pubblicazione appunto del comunicato stampa e ve l'ho letto in diretta. Qui stiamo arrivando quasi alla fine della trasmissione, tra un paio di minuti chiudiamo e il comunicato stampa ancora non c'è. Per cui vediamo che cosa accade. Più di questo davvero non so che dirvi. È incredibile, veramente incredibile quello che sta succedendo con la comunicazione vaticana durante questo periodo di ospedalizzazione del Santo Padre. Insomma, non è un momento facile, ma dovrebbe essere il momento in cui la comunicazione, diciamo, rassicura i fedeli e peraltro assolve alla sua funzione, insomma, con tutti noi colleghi che siamo qua e aspettiamo di avere almeno una notizia. Le 19:44 minuti e 7 secondi, per il momento non c'è ancora nessuna comunicazione ai giornalisti da parte della sala stampa della Santa Sede. Noi ci auguriamo che sia soltanto un ritardo. Chiudiamo con l'ADN Kronos. Pare che Harry e William si siano incontrati ai Caraibi, lontani da occhi indiscreti. Pare che insomma a metà febbraio William e Kate potrebbero aver incontrato il reietto Harry e quel tamarro di Harry, diciamolo pure, a Mustique, la piccola isola privata dei Caraibi dove i principi di Galles
sono andati a passare le vacanze di metà semestre assieme ai figli. Una fonte ha detto a Closer che il duca di Sussex avrebbe raggiunto il fratello su invito della moglie nel tentativo di riavvicinare i due figli di Re Carlo, che ormai non si parlano più da 2 anni, da quando Harry ha pubblicato la sua autobiografia Spare nel gennaio del 23, o forse da prima ancora dall'intervista a Oprah Winfrey nel marzo del 21, nella quale Harry aveva accusato il royal di razzismo nei confronti di Meghan e del figlio Archie. Per il tabloid britannico l'invito di Kate al cognato sarebbe stato fatto perché la principessa riteneva si trattasse di una buona opportunità per Harry di vedere lei, William e i bambini e avere un po' di privacy lontano da occhi indiscreti. Va bene, noi chiudiamo qua la nostra trasmissione, ci risentiamo domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà. Non c'è ancora il comunicato della sala stampa vaticana sulla salute del Santo Padre, non è ancora stato pubblicato, tutto tace, insomma ci auguriamo ovviamente che si tratti solo di ritardo questa sera. Che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone con cui ci salutiamo di stasera è Su una roccia, Primera Soledad del 2011. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.